Buongiorno, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato 7 giugno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti davvero i fatti e tanti i collegamenti che ci porteranno in ogni angolo del nord-est, ma non possiamo non iniziare dalla cronaca e dai tragici fatti delle scorse ore in provincia di Padova. Ancora sangue sulle strade del Veneto, del Padovano in particolare, tra Sant'Elena e Borgoricco. Ma ci colleghiamo con la nostra Chiara Gaiani, con Francesco Ratai che ci dà tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Chiara. Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Con il collega Francesco Ratai ci troviamo lungo la strada regionale 308 del Santo a Borgoricco. È stato il teatro di uno dei due gravissimi incidenti stradali accaduti nelle ultime ore in provincia di Padova, che non hanno davvero lasciato indenne nessun territorio, perché noi ci troviamo a nord della provincia. L'altro gravissimo incidente è accaduto a sud. Erano le 2 quando, a poca distanza dal punto in cui ci troviamo con il collega Francesco Ratai, una Focus che rientrava da Padova in direzione Campo San Piero è finita sul guardrail, proprio nel punto in cui adesso il collega zoom per farvi cercare di vedere. Ovviamente noi ci teniamo a una certa distanza perché, come vedete, questa strada è sempre molto trafficata. Ha perso il controllo dell'auto il ventenne che era alla guida ed è finito tragicamente contro il guardrail. Nell'impatto violentissimo un 19enne di Campo San Piero che era seduto sul sedile posteriore è stato sbalzato fuori, finendo nella carreggiata in direzione opposta, cioè quella che da verso Castelfranco va verso Padova. In quel momento sopraggiungeva una Lancia Musa che non è riuscita a evitare l'impatto, condotta tra l'altro da un altro giovane, da un 24enne. La Lancia Musa ha travolto il ragazzo e purtroppo non gli ha lasciato scampo. Quindi questa comunità dell'Alta Padovana piange un 19enne che questa notte ha tragicamente perso la vita. Ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri di Cittadella e di Pezzoli, primi giunti sul posto con i vigili del fuoco e con i sanitari del SUEM. Ci sono anche degli accertamenti in corso sulla regolarità della patente del ragazzo che era alla guida, ma vi aggiorneremo su questo ovviamente nelle edizioni di stasera. Vi dicevo, non l'unico incidente che ha tragicamente purtroppo toccato la provincia di Padova. Dal nord della provincia ci spostiamo a sud, ovvero a Sant'Elena. Siamo nella zona di Este. Qui un 63enne alle 10 di ieri sera ha perso la vita dopo che il suo scooter è stato travolto da un'auto lungo la strada provinciale 8. Ci sono anche qui indagini in corso da parte dei carabinieri di Este. Anche su questo tragico incidente vi aggiorneremo. Io direi che da Borgoricco è tutto. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Francesco Ratai e Cristian, ti restituisco la linea. Grazie Chiara, grazie a te Francesco. Quindi 2 morti, questo è il tragico bilancio di una notte sulle strade della provincia di Padova, e poteva andare peggio anche a Valdobbiadene. Lo potete vedere dalle immagini. Alle 5:45 di questa mattina i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Montebelluna sono intervenuti in via Europa per la fuoriuscita autonoma di un mezzo pesante. Il camion, per causa in corso di accertamento, è uscito fuori dalla carreggiata invadendo un vigneto e terminando la propria corsa ribaltato su di un fianco. L'intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del mezzo e dello scenario. Illeso l'autista del mezzo, sul posto presenti i carabinieri di Valdobbiadene. Così all'alba di questa mattina tra i vigneti possiamo parlare, vista la dinamica, vista anche l'immagine, di una tragedia sfiorata. Fra pochissimo vi porteremo a Vicenza per una notte di follia. Chiamarla bravata forse è fuorviante. Ci sono stati dei danneggiamenti sul ponte di San Michele. Fra pochissimo riusciremo a entrare in diretta proprio con Vicenza, con il nostro Daniele Garbin. Poi vi porteremo anche a Noale, perché è stata anche lì una notte di follia, di vandalismi, vandalizzato il Paglio che in questi giorni si sta tenendo proprio a Noale, una delle
manifestazioni principali del Veneto. E poi ancora a Venezia per la politica abbiamo anche delle dichiarazioni di giornata dell'assessore Roberto Marcato. Ma la cronaca ci riporta nel Padovano, a Padova, nel cuore di Padova, nel quartiere Portello, dove un appartamento era stato trasformato in un vero e proprio locale abusivo. Si erano spinti anche a dare un nome al loro punto vendita di alcolici abusivi, Gin e Vino Corner 79. Non si può dire che mancasse l'iniziativa a 5 studenti universitari che avevano trasformato il loro appartamento nel quartiere Portello in uno spaccio di alcolici venduti al modico prezzo di 3 euro al bicchiere, rigorosamente di plastica. Il passaggio dei cocktail avveniva proprio attraverso questa grata all'esterno della quale era pubblicizzata la mercanzia con tanto di QR code per il pagamento online. L'iniziativa, completamente abusiva, non era sfuggita ai residenti e forse ai molti locali presenti in una delle aree della movida studentesca più conosciute di Padova, che hanno fatto una segnalazione alle forze dell'ordine. Gli agenti della questura, presenti in Borghese, dopo aver verificato di persona l'attività illegale, sono entrati nell'appartamento. In cucina, sopra ad un tavolo, c'erano decine di bottiglie di alcolici, tra i quali gin, vino e spritz e altre bevande necessarie per preparare i cocktail. Gli affittuari sono stati identificati. Si tratta di 5 studenti universitari provenienti da fuori regione che hanno ammesso di aver venduto per 3 mercoledì di seguito le bevande alcoliche ad amici. Considerata la gravità di quanto accaduto al 24enne ligure, sorpreso a vendere drink, sono state notificate 2 sanzioni, una di 5.000 euro per la vendita senza autorizzazione di alcolici e una di 3.000 euro per la mancata registrazione sanitaria, per un totale di 8.000 euro. Scritte xenofobe e razziste accompagnate da simboli che inneggiano al nazismo sono comparse nelle scorse ore alla Zilmet, un'azienda metalmeccanica di Limena. A darne notizia la CGIL, che ha condannato l'episodio, seguita da ANPI e Partito Democratico. Le scritte in stampatello e pennarello nero sono apparse nei bagni dello stabilimento della ditta. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, non si tratterebbe del primo episodio. Paura in via Roma, in centro a Padova, per un'asse di legno caduta dal montacarichi di un cantiere durante i lavori di ristrutturazione di un appartamento. Un passante è stato colpito ed è rimasto ferito. È successo verso le 17:30 di ieri, proprio davanti a Galleria Tito Livio, nel cuore della città. L'uomo è stato soccorso sul posto e poi portato in pronto soccorso. Le sue condizioni non risultano gravi, nonostante siano stati necessari alcuni accertamenti medici. Sul luogo dell'incidente, oltre a vigili del fuoco e su M118, anche i tecnici dello Spisal per ricostruire la vicenda e capire se erano state prese tutte le precauzioni a norma di legge. Così dunque ieri sera a Padova. Vicenda anche questa che sta facendo discutere. Stavano girando un video con la musica a tutto volume e uno si trovava in piedi sull'auto, l'altro seduto sul finestrino. Così i giovani fermati, identificati dalla polizia locale del campo Sampierese, per loro è scattata una pesante sanzione. Queste le immagini. Le immagini delle telecamere parlano chiaro e mostrano l'auto, un'Audi nera, con un giovane che sporge dal finestrino e l'altro in piedi fuori dal tettuccio del veicolo. Non contenti avevano anche la musica a tutto volume. I trapper, bloccati dagli agenti della polizia locale della Federazione a Campo San Piero, dopo che alla centrale erano arrivate varie telefonate di residenti e cittadini preoccupati. I giovani nell'Audi, conosciuti come musicisti emergenti a livello locale nel genere trap, erano impegnati nella realizzazione in un set del tutto improvvisato di un videoclip. La loro esperienza, rimbalzata velocemente nei social, si è trasformata in una multa salata, soprattutto dopo che gli agenti hanno scoperto che il veicolo, di proprietà di un 47enne di Campo San Piero, era stato sottoposto a diversi fermi fiscali. L'uomo è risultato estraneo alla vicenda. La sanzione di oltre 1.500 euro è stata però notificata al figlio, che era alla guida dell'auto.
E ritorniamo sull'episodio in Piazza dei Signori a Padova con un 21enne accerchiato e aggredito per uno spintone. Proseguono le indagini. Era fuori da uno dei locali di Piazza dei Signori a Padova con alcuni amici, una serata tranquilla di inizio estate, come tante altre per un giovane 21enne che però ha rischiato di finire in un dramma. Tutto è partito per un incidente banalissimo, forse uno spintone per errore. È bastato un attimo perché il 21enne fosse accerchiato da un gruppetto di giovanissimi bulli, uno dei quali si è scagliato contro di lui, prendendolo a pugni in faccia per poi darsi alla fuga insieme al resto della banda. Soccorso, il 21enne è stato prima medicato sul posto dai sanitari, poi accompagnato in pronto soccorso, da dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Immediata la denuncia ai carabinieri di Padova, che grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini delle camere presenti in Piazza dei Signori, sono riusciti ad identificare l'aggressore. Si tratta di un 16enne che è stato riconosciuto dalla vittima ed era già stato controllato nei giorni precedenti dai carabinieri, sempre nel comparto piazze. Per lui è scattata una denuncia al Tribunale per i minorenni di Venezia con l'accusa di lesioni personali. Insomma, vandalismi e baby gang, le città sono davvero senza pace, soprattutto in questo periodo. Vi raccontiamo adesso quanto è successo nella notte a Vicenza, dove alla fine è rimasto gravemente danneggiato uno dei simboli del centro, il ponte San Michele. Sul posto lo vedo pronto il nostro Daniele Garbin con Alberto Pivetta. Daniele, buongiorno, cos'è successo a Vicenza? Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori, confermo, è proprio alle mie spalle, è proprio il protagonista, suo malgrado, è il ponte San Michele, un ponte del 1600 che è stato deturpato in questo modo da una macchina. Adesso poi si cercherà di approfondire questa automobile perché si abbia creato, ecco, vi sta spostando proprio sulla parte del muro che è stato proprio travolto e rovinato proprio in quel modo a terra. Insomma, un affronto per Vicenza, non è solo un atto vandalico, questi con auto condotte da 3 ragazzi, uno di questi poi finito in pronto soccorso, codice giallo, ha travolto per motivazioni che adesso andremo a vedere. Si parla di festa di fine anno scolastico, si parla di eventuale rissa a cui sarebbero sfuggiti. Insomma, al momento non ci sono ancora informazioni certe del perché. Resta fatto che quello che è certo è questo grave danneggiamento che, insomma, vero Stefano Notarangio, che ha convocato una conferenza stampa di capogruppo insieme per Vicenza. È importante dare un segnale, vero? Sicuramente la dinamica è da accertare e sollecitiamo l'amministrazione comunale ad acquisire a più presto i filmati che riguardano l'area e accertare le responsabilità di questo increscioso fatto, uno dei tanti che sta investendo la città di Vicenza ed il centro storico in particolare. Già avevamo denunciato in passato lo stato di incuria di Ponte San Michele, che è stato investito di un restauro per una somma di circa 230.000 euro negli anni 2016-2017. Ora ci troviamo di fronte a questo grave danneggiamento. I problemi sono altri anche. Il problema è un mancato presidio del territorio. Le forze dell'ordine stanno facendo la loro parte, non mi sembra che l'amministrazione stia facendo altrettanto. Il tardivo intervento del sindaco non ha fatto altro che parzialmente ribadire quello che noi di Impegno per Vicenza insieme a tutte le minoranze sottolineiamo da tempo. Un mancato presidio, una mancata sorveglianza, una seria politica di monitoraggio e tutela del territorio. Senta, ricordiamo proprio oggi, è quasi un mese di distanza, c'è stato anche un corteo a Vicenza, sì, dei commercianti, dei cittadini, anche voi avete partecipato, proprio rivolto all'amministrazione. Vicenza pretende sicurezza, era lo slogan che era proprio campeggiava davanti al corteo. Ecco, un bilancio di quello è successo nel frattempo. Nel frattempo si può dire che sia successo nulla o quasi nulla. C'è una paura che è una paura reale, non percepita come la si vuole raccontare, che svuota le strade,
svuota le nostre piazze, una paura che fa rinchiudere la gente dentro le proprie case e non fa vivere la città. Non è che con sporadici eventi si possono trovare delle soluzioni, ci vuole un progetto sulla città e questo manca da troppo tempo. Questa amministrazione deve agire con fatti concreti e non continuare a rimandare o a dare responsabilità a terzi. Ecco, prima di concludere, restituirvi la linea è proprio arrivato in questo istante, grazie intanto Stefano Tarangelo, anche Francesco Rucco, sempre consigliere dell'opposizione Fratelli d'Italia, anche lei qui, e abbiamo visto che c'è un via vai di vicentini che vengono a accertarsi, insomma è vissuta veramente male dai cittadini questa cosa. Ma è evidentemente uno sfregio a un ponte storico, un ponte che è stato anche ristrutturato di recente, come ha detto poco fa l'architetto Tarangelo. Dobbiamo chiaramente dare un segnale forte alla città. Non ci può essere impunità rispetto a certi comportamenti, anche perché è evidente che chi era alla guida ovviamente ha sbagliato strada, ma l'ha fatto in maniera, diciamo, irresponsabile, con un danno patrimoniale al comune pesante, sarà almeno di 100.000 euro credo il danno, e poi c'è proprio un tema di responsabilità, cioè non si può fare quello che si vuole in questa città. Questo deve essere chiaro, un monito a tutti affinché si lavori nella direzione di punire i responsabili dei fatti più gravi, insomma. Grazie intanto Francesco Rucco, noi seguiremo ovviamente la vicenda per capire anche meglio e soprattutto cosa succederà. Per il momento la Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Daniele Garbin con Alberto Pivetta. Noi ritorniamo sull'aggressione alla piscina di Monselice con protagonista il trapper Baby Touché. Anche questa una vicenda che ha fatto il giro d'Italia, con il gestore Marco Canova che dice manca il rispetto delle regole nei ragazzi di questa età. Episodi del genere non capitano tutti i giorni, anzi non capitano mai, ma c'è un disagio, e questo mi dà fastidio a me, giovanile, di una fascia d'età 13-20 anni, italiani, stranieri, altoatesini o siciliani, che sono non inclini a rispettare le regole. Non voleva pagare il lettino come è previsto da regolamento e dopo una serie di minacce, prima a una giovane addetta, poi al gestore, è stato Baby Touché, il trapper 21 anni di Monselice, a spintonare Marco Canova, gestore delle piscine. Il video parla chiarissimo e il trapper, più volte alla ribalta delle cronache giudiziarie, prima per la faida con Simba Larù, poi per una rissa al Pride di Padova nel 2023, ai Daspo già collezionati potrebbe presto aggiungerne un altro. Non potranno più venire perché con la mia denuncia fatta ieri mattina, querela da esposto, denuncia, stanno richiedendo il Daspo urbano perché sono pericolosi quei due soggetti per tutta Monselice. Una contusione e una radiografia in programma per Marco Canova che spiega con amarezza. Avevo un'abrasione, un'abrasione al gomito, un dolore alle costole, mi ha dato 5 giorni in attesa dei raggi. Io sto bene oggi fisicamente, moralmente sono giù di morale perché non tollero che non passa il messaggio che abbiamo un ragazzo convocato in nazionale di nuoto per il secondo anno con 6 titoli italiani, una squadra master che ha vinto il campionato regionale, ma andiamo famosi per queste cose, è brutto. Spaccio nella zona delle scuole in via Cappuccina a Mestre, quindi ritorniamo nella Veneziano. I poliziotti hanno osservato lo scambio a poca distanza, riuscendo a bloccare lo smercio, fermare il venditore e controllare gli acquirenti. Una trentenne tunisino che stava vendendo cocaina nella zona degli istituti è stato per questo portato in carcere. Ci sono scuole dell'infanzia elementari e medie del comprensivo che confina con via Dante a pochi passi da Rampa Cavalcavia, vicino alla fermata del tram. Gli agenti hanno lasciato che il trentenne agisse per poterlo cogliere sul fatto, poi l'hanno bloccato e trovato con 7 involucri di cocaina e 740 euro in contanti. Ora è a disposizione del giudice per i provvedimenti a suo carico. Altri 2 uomini sono stati identificati e segnalati in prefettura. Ritorniamo fra pochissimo a parlare di vandalismo, baby gang e notti di autentica follia. Prima però facciamo il punto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare con questa operazione del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Belluno. Mancanza di dispositivi di sicurezza nei cantieri, lavoratori senza formazione obbligatoria, aziende prive di documenti fondamentali per la tutela della salute.
È questo il quadro che emerge dagli ultimi controlli messi a segno dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Belluno con il supporto delle stazioni dell'Arma sul territorio. 5 le aziende finite sotto sanzione, un'impresa edile, un panificio, un centro estetico, un bar e un supermercato. L'elenco delle violazioni è lungo e preoccupante. Ponteggi senza parapetti, con rischio di caduta dall'alto, assenza del documento di valutazione dei rischi, mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nessun preposto alla sicurezza, dipendenti non formati. In un cantiere del centro Cadore la situazione era così grave da far scattare il provvedimento di sospensione immediata dell'attività. Le ispezioni hanno toccato anche Falcade, Feltre, Lozzo di Cadore e Sedico, con un bilancio pesante. Le sanzioni e le ammende ammontano a circa 60.000 euro. L'obiettivo dell'attività ispettiva è chiaro: rafforzare i controlli, garantire la sicurezza dei lavoratori e mettere un freno a ogni forma di negligenza o sfruttamento. E le verifiche continueranno senza sconti anche nei prossimi giorni. Atti vandalici hanno danneggiato diverse strutture ludiche dedicate ai bambini al parco di Nogarea e al parco Basilisco, entrambi a Belluno. La denuncia arriva dall'assessora ai parchi Lorenza De Kunovic, che esprime amarezza e ferma condanna per gli episodi che colpiscono il patrimonio comunale e ledono il diritto dei bambini di godere di spazi sicuri e accoglienti. Giochi rotti o imbrattati e resi pericolosi in totale disprezzo per il bene comune rappresentano una ferita aperta per la nostra comunità, scrive De Kunovic, che ha già predisposto sopralluoghi tecnici per predisporre gli interventi di ripristino. Con la collaborazione della Polizia Locale si sta valutando anche il rafforzamento delle misure di controllo attraverso l'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. Così a Belluno, fra pochissimo parleremo sempre di vandalismo e di pesanti atti di vandalismo e andremo a Noale con la nostra Ilaria Marchiori. Prima però a Vedelago, perché ci sono anche delle buone notizie ovviamente che riguardano le nuove generazioni e non possiamo non parlarne. Da qui il festival, la fiera delle buone notizie, che proprio in queste ore si sta svolgendo a Vedelago, dove era atteso anche un messaggio, pensate, di Kate Middleton, la principessa del Galles, la futura regina. Francesca Bozza, a te la parola. Buongiorno Cristian, buongiorno telespettatori, insieme a Tommaso Migotto, insieme al sindaco di Vedelago Giuseppe Romano. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Abbiamo davvero tutti bisogno di buone notizie, sindaco? Certamente sì, abbiamo tutti bisogno di buone notizie e oggi qui a Vedelago festeggiamo questa 7ª edizione della Fiera delle Belle Notizie, quindi un'opportunità per tutti per capire quanto è importante l'ottimismo per tutti. Quindi a Vedelago continuiamo su questa strada di essere ottimisti per sempre. I ragazzi della scuola media sono stati impegnati tutto l'anno a cercare, a sfogliare i giornali cercando buone notizie di qualsiasi tipo, di qualsiasi tenore, e oggi le hanno riportate qui a questo appuntamento che vedrà una seconda parte nel pomeriggio. Imprenditori, politici, medici, gente comune che racconta la propria esperienza, ed è ancora più bello, sindaco, che a farlo, che a cercare le buone notizie siano i ragazzi che spesso purtroppo le cronache li vede protagonisti di fatti anche di violenza. Diciamo che spesso, perché come si dice, fa più notizia un albero che cade che una foresta che cresce, quindi è vero, queste piccole situazioni che abbiamo di disagio che ci sono vengono amplificate perché evidentemente i media, ma non è colpa di nessuno, è un dato oggettivo di fatto. La cosa importante però è che questi ragazzi stanno cercando e hanno cercato appunto nei giornali, e quindi a 360 gradi e in tutto il territorio nazionale e anche fuori, hanno trovato queste belle notizie da far veicolare. Ricordo che c'è una situazione oggi pomeriggio e anche domani con personaggi, come si diceva, imprenditori, politici, un po' di tutto, per far capire che l'ottimismo è una cosa importante su cui lavorare. Quindi bene l'ottimismo, bene la fiera delle belle notizie e no al bullismo.
E come hai detto tu, Christian, Vedelago, il nome di Vedelago è arrivato fino a Londra, fino alla principessa Kate Middleton, con uno studente che ha scritto una lettera alla principessa dopo aver trovato la notizia nella quale lei, una volta guarita dalla malattia, era andata a visitare l'ospedale nel quale era stata sottoposta a tutte le cure. Ebbene, è arrivata a sorpresa e Andrea, lo studente, ha raccontato l'emozione di quando questa lettera è entrata in classe, l'emozione della risposta della principessa Middleton. È un onore arrivare fino a Londra, al Palazzo Reale, Sindaco. È sicuramente un onore, però è anche una, come si può dire, una opportunità, è una sfida che i nostri ragazzi, questo dimostra quanto i nostri ragazzi sono informati, partecipati, attivi e anche un po' curiosi, passatemi il termine, perché non è da tutti chiamare la regina d'Inghilterra per chiedere, anzi la principessa del Galles, perdonatemi, e di chiedere alcune cose. Quindi un profondo grazie a chi l'ha fatto, un profondo grazie anche alla principessa per averci risposto e per averci onorato di questa risposta. Grazie al sindaco Giuseppe Romano. Con Tommaso Migot da Vedelago è tutto. La linea può tornare a te, Cristian. Grazie davvero Francesca Bozza. Con Tommaso Migotto, con il sindaco di Vedelago Romano. Come vedete ci sono anche le buone notizie, però noi dobbiamo darvi conto di tutte le notizie, ce ne sono davvero tante anche in questo sabato 7 giugno. Vi dicevo di vandalismi pesanti nella notte a Noale, che hanno colpito uno dei simboli della città, il Palio di Noale. In diretta per noi ci sono Ilaria Marchiori, la vedo pronta con Sandro Ponchio. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, vandalismi al Palio di Noale proprio a poche ore dall'inizio di questo evento storico qui in città. Insieme a noi c'è il presidente dell'Associazione del Palio, Massimo Casotto, che ci dice che cosa è successo proprio questa notte. Di sicuro un episodio che non vi aspettavate. Intanto buongiorno a tutti. Succede che noi lavoriamo tanto, cerchiamo di fare tante cose per il bene della comunità e purtroppo nel momento in cui non sei qua a controllare succede che qualche gruppo di persone si diverte a fare danni, nel senso che hanno buttato delle attrezzature in acqua, hanno cercato di dar fuoco ad altre attrezzature. E detto questo, noi stiamo cercando di controllare le telecamere di videosorveglianza che ci sono in giro assieme alle forze dell'ordine, quantomeno per cercare di risalire agli autori di questi fatti incresciosi, perché lavorare tanto perché qualcuno si diverte invece che venire a collaborare e distruggere è un peccato. Qualche sospetto già c'è però. Possiamo dire di sì, ma quello ce lo teniamo per noi adesso. Ecco, di sicuro qui ci sono oltre 1000 persone che lavorano e un episodio del genere lascia tanta amarezza, soprattutto perché ci sono anche tanti giovani, tanti ragazzi che vedono insomma il loro lavoro andare così un po' in fumo quando succedono episodi come questo. Purtroppo sì, e invece di venire a darci una mano fanno queste cose. Detto questo, ci stiamo fra virgolette abituando, perché dobbiamo convivere con questi episodi di vandalismo, perché non è il primo che succede in zona qua, non è il primo che succede in altre zone di Noale, perché sono stati altri episodi come avrete già riportato e più o meno i giri sono sempre gli stessi. Ecco Presidente, hanno anche tentato di appiccare un fuoco, però fortunatamente voi siete stati lungimiranti utilizzando dei materiali specifici. Cerchiamo di utilizzare il più possibile materiali ignifughi, cerchiamo di utilizzare il più possibile strutture che siano a prova di vandalismo, però è chiaro che alcune cose, come vedete, se decidono perché parliamo di rievocazioni storiche del 1300, se decidono di distruggerle eccetera, non possono essere tutte al limite antincendio. C'è un messaggio che si sente di lanciare a queste persone? Io direi che se volessero e se non sanno come impegnare il tempo, invece di passare le serate o le nottate a far danni, vengono, si divertono, possono venire tranquillamente da noi, vengono, si divertono e ci danno una mano. Detto questo, prima di restituire la linea, Cristian, se me lo permetti, parliamo anche in breve del Palio, ricordiamo l'appuntamento, quando e come sarà, e anche con una novità che c'è quest'anno proprio. Allora cerchiamo di fare in breve un riassunto. Il Palio quest'anno l'abbiamo diviso in 2 fine settimana. Il primo fine settimana
con una festa medievale, quindi con la cena delle contrade e con la gara domani dei musici e sbandieratori. Il secondo fine settimana comincia il venerdì con la cena degli avvocati, per passare al sabato con la presentazione del drappo, la benedizione e alla sera la bala d'oro, che è una presentazione delle diciottenni noalesi. Per la domenica poi avere la sfilata domenica pomeriggio, chiaramente la corsa del palio che è l'evento clou, una serie di spettacoli di piazza e finire con spettacoli in genere che finiranno, cioè l'ultimo sarà uno spettacolo piromusicale che faremo. Quindi io spero di vedere numerose le persone che ci ascoltano, di venire numerose e partecipare al palio, che è bellissimo. Auguriamoci anche che il tempo sia clemente, non troppo soleggiato, perché sappiamo che in costume non è comunque poi semplice. Accogliamo che la pioggia. Benissimo, quindi accogliamo anche l'invito del presidente Casotto. Noale è pronta, conto alla rovescia per la partenza del palio e come si dice, chi vuole fare del male cercheremo di controllare comunque, perché abbiamo già delle vigilanze che ci seguiranno, abbiamo allertato i carabinieri, quindi chi vuol fare del male è meglio che stia a casa e faccia qualcos'altro. Benissimo, allora su questo ulteriore appello da parte del Presidente, io qui da Noale restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie davvero a te Sandro Ponchio. Mi pare che il Presidente del Palio abbia lanciato un messaggio forte e chiaro, chi ha orecchie per intendere intenda. Vi porto per un attimo a Trieste per una truffa a record ai danni di un anziano, una truffa da 95.000 euro, peraltro uno stratagemma che più volte vi abbiamo raccontato, la famigerata tecnica del falso nipote. Un falso nipote che chiama la nonna e le paventa una situazione d'emergenza, una tecnica consolidata nella miriade di truffe ad anziani andate a segno a Trieste, che in questa occasione ha fruttato ben 95.000 euro di monili in oro. I gioielli sono stati consegnati dall'anziana residente in via Rittmeier ai truffatori. Al telefono gli avevano riferito che servivano contanti o gioielli da consegnare subito a chi si fosse presentato alla porta di casa. La signora, andata letteralmente nel panico, ha seguito le istruzioni consegnando circa 1 chilo di manufatti in oro, un vero e proprio colpo gobbo per gli artefici del raggiro, considerando la quotazione dell'oro che ha toccato ormai i 95 euro al grammo. L'anziana ha capito di essere stata beffata solo dopo aver parlato di persona con i propri familiari, che hanno immediatamente allertato la polizia, artefice di recente insieme ai carabinieri di una serie di maxi operazioni che hanno smantellato alcune reti criminali del settore. Evidentemente però, visti gli altri colpi nella città della Bora negli ultimi giorni, da San Giacomo a via Fabio Severo, le organizzazioni dedite a questo tipo di crimini si moltiplicano in considerazione evidentemente di quanto riescono a lucrare, puntando su un'organizzazione della truffa ormai su scala industriale. Un anno dopo la rapina in casa di Roberto Baggio ad Altavilla Vicentina, il campione ne parla per la prima volta in un podcast dopo quel drammatico evento. 45 minuti di puro terrore, la sua confessione. Se le violenze fisiche sono guarite, il trauma psicologico per Roberto Baggio e la sua famiglia, ostaggi per 45 minuti dei rapinatori nella loro casa ad Altavilla, è ancora drammaticamente vivo. Ne parla in un podcast per la prima volta lo stesso Roby Baggio, che ripercorre quei terribili momenti in cui ha subito le minacce di morte dei banditi decisi a trovare la cassaforte della casa. Una cattiveria della banda composta da 6 elementi che non ha esitato di infilare la canna di una pistola nella bocca del figlio del campione, Pallone d'Oro, nel 93. Le indagini al momento non hanno portato i risultati concreti. Per il momento resta l'angoscia e la rabbia di Roberto Baggio, che aveva sferrato un pugno contro uno degli aggressori. Sapevano chi ero, la frase che lo ha freddato, un fatto che lo ha segnato per sempre. Rimaniamo nel Vicentino, a Schio, ritorniamo sulla giornata di ieri, una giornata di mobilitazione all'Istituto Artistico Martini per un incendio. Schio, sono le 8:30 del mattino quando del fumo invade i locali dell'Istituto Artistico Martini. Immediatamente scatta l'allarme, in via Pietro Maraschin si precipitano i vigili del fuoco che entrano in azione. C'è un principio di incendio che viene individuato all'interno di un bagno al primo piano dell'edificio scolastico.
I pompieri, giunti con un'autopompa serbatoio e un'autobotte, localizzano in un angolo del bagno le fiamme e le spengono, mentre il personale scolastico aveva già messo in atto il piano di emergenza, procedendo all'evacuazione completa e ordinata della palazzina. Nessuno resta coinvolto o ferito. Le cause del principio di incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, mentre sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Ersiero. Insomma, alla fine tutto si risolve senza particolari inconvenienti. Per gli studenti resta da ricordare un ultimo giorno di scuola movimentato. Fra poco ci collegheremo con Conegliano, con Lucio Zanato, Conegliano che si sta preparando alla grande adunata triveneta degli alpini. Tra l'altro vi daremo conto anche di un suggestivo concerto all'alba di questa mattina che di fatto dà il via ad una settimana di grandi eventi, di mobilitazione. Ma Conegliano questa mattina ha vissuto un altro rito ormai irrinunciabile, l'ultimo giorno di scuola all'Istituto Cerletti. Decine e decine i trattori che hanno sfilato per le vie della città del Cima, ma vi lascio per un attimo a queste belle immagini. Ecco, queste dunque le immagini, continuiamo pure a vederle, che arrivano da Conegliano, sono state girate dal nostro Lucio Zanato, con cui fra poco ci collegheremo per parlare dell'adunata triveneta degli alpini, ma vedete insomma l'abbraccio della città del Cima, questi studenti che stanno festeggiando l'ultimo giorno di scuola. Sono 76 per la precisione i trattori in mezzi agricoli che hanno invaso, chiaramente tra virgolette, pacificamente la città in mattinata. Tanti i flash, le immagini come vedete sono state condivise poi sui social da molti presenti, quindi immagini di gioia e anche una tradizione che di fatto si rinnova per la città di Conegliano e per uno dei suoi istituti simbolo, l'Istituto Cerletti. Noi ritorniamo chiaramente alla cronaca, vi stiamo raccontando questo nord-est in tutte le sue sfaccettature e non potrebbe essere altrimenti, è quello che facciamo ogni giorno e per questo ritorniamo a Venezia, una Venezia ancora sconvolta dopo l'albero caduto in Piazzale Roma, che ha dovuto fare i conti con un altro albero caduto, questa volta in via Lepanto al Lido di Venezia. Ancora un albero caduto a Venezia, per la precisione questa volta al Lido di Venezia. Dopo il drammatico schianto di un albero a Piazzale Roma tra la folla, che ha provocato lunedì 12 feriti, tra cui una giovane mamma in coma, questa volta nelle prime ore della mattinata è crollata una pesante robigna di alto fusto in via Lepanto, circa all'altezza dell'incrocio con via Marcantonio Bragadina al Lido di Venezia. Sul posto è arrivata subito la polizia locale, intervenuta su chiamata alle 7:40. Per fortuna in questa occasione l'albero si è accasciato dalla parte del canale dove in quel momento non transitava nessuna imbarcazione e non verso la strada, comunque a quell'ora scarsamente trafficata, ma il bilancio dei danni avrebbe potuto essere pesantissimo. Tutto ciò è avvenuto in condizioni meteo ideali e in completa assenza di vento, quindi l'episodio ha riportato inevitabilmente l'attenzione sulla manutenzione degli alberi e del verde pubblico, su cui sono in tanti a puntare ora il dito. Il precedente, ancora fresco di lunedì, ha inevitabilmente amplificato il clamore e sollevato una bufera di critiche sulla manutenzione del verde in città. Così Cristina Romieri, del direttivo di Venezia di Italia Nostra. Noi non ci opponiamo naturalmente agli abbattimenti quando questi sono giustificati da precise perizie che attestano il pericolo di crollo. Quello per cui ci siamo battuti e continueremo a batterci è che quando questi abbattimenti, questi tagli sono ingiustificati oppure per opere in cui c'è un'alternativa possibile. Le richieste sono chiare, anche oggi si può parlare di uno scampato pericolo,
Ma com'era lo stato delle radici dell'albero caduto? E quanti sono gli alberi pericolanti? Queste le domande che si pongono i cittadini. Primo, una costante e seria e corretta manutenzione del verde. Il 2, il reimpianto appunto di alberi di adeguata specie e naturalmente in luoghi opportuni. E terzo, l'attivazione, o meglio la riattivazione del Forum del Verde, previsto anche dallo Statuto del Comune. E noi rimaniamo a Venezia, ci colleghiamo, una cartolina alle sue spalle davvero splendida di Venezia, ci colleghiamo con Filippo Fois e Francesca Pezzo, una mattinata importante per la città, per un'assemblea nella quale sono stati lanciati messaggi politici anche di un certo peso, l'assemblea dei Cavalieri del Lavoro, dove peraltro era atteso anche il ministro Tajani. Buongiorno Filippo. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, è l'Assemblea Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, alla quale era attesa anche la partecipazione del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, una partecipazione che era data per certa fino a ieri sera, che poi invece è stata improvvisamente disdetta per altri impegni del Ministro questa mattina. In ogni caso si tratta poi, voi lo sapete, i Cavalieri del Lavoro è un'istituzione che esiste da più di un secolo in Italia, è un'onorificenza che ultimamente negli ultimi decenni viene conferita dal Presidente della Repubblica, quegli imprenditori che si siano particolarmente distinti non solo in campo economico ma anche sociale. Per cui si tratta di una assemblea molto selezionata e molto preparata, che oggi si è data appuntamento a Venezia, e al centro c'è il futuro dell'Europa, anzi dell'Unione Europea, un futuro per il quale bisogna fare delle scelte in un tempo piuttosto rapido. È stato rilevato da più oratori, visto il rapidissimo cambio della situazione geopolitica che sta contraddistinguendo questo secolo rispetto a quelli che erano i parametri che oramai avevamo dato per assodati nel Novecento. Come fare? Beh, innanzitutto togliendo, è stato detto, il diritto di veto che hanno alcuni Stati. Come sapete, oggi l'Unione Europea prende delle decisioni a maggioranza assoluta, vale a dire bisogna essere tutti d'accordo. Questo naturalmente rende le cose molto più difficili, e poi iniziando anche un piano molto serio e strutturato di sviluppo economico e di produzione industriale di tutto il continente, per reggere alle sfide che dovremo affrontare nel futuro di fronte a un mondo sempre più globalizzato e a grandi potenze come gli Stati Uniti e la Cina. Ma ascoltiamo quello che hanno detto il Presidente nazionale, il Presidente del Triveneto dei Cavalieri del Lavoro. Sono due interviste che abbiamo raccolto pochi minuti fa. Che Europa vogliamo? Secondo me vogliamo un'Europa molto più unita, coesa, unitaria di quella che è oggi, e in fondo 250 anni fa abbiamo avuto gli Stati Uniti d'Europa, speriamo che il 2026 sia il primo anno degli Stati Uniti d'Europa. Perché è così importante che l'Europa si unisca? Perché oramai le dimensioni dei paesi grandi del mondo sono molto più grandi di quelle singole dell'Europa, e come l'Italia la facemmo nel 1970 unificando tanti piccoli stati e diventammo analoghi a quello che erano allora gli altri stati, oggigiorno invece abbiamo bisogno che l'Europa si compari alla Cina, agli Stati Uniti, all'India. Si dice spesso che l'Europa è un gigante economico ma un nano politico, però dal dibattito che si è sviluppato anche oggi, insomma, si è sottolineato come ci vorrebbe un piano anche dal punto di vista economico più unitario, soprattutto per quello che riguarda l'industria e la produzione. Ma guardi, economicamente abbiamo certamente molto da fare, però la base delle rettifiche che dobbiamo fare ai trattati sono politiche, non ce ne sono dubbio. L'Europa politica in questo momento non c'è, perché le norme non ce lo permettono. Lei è fiducioso? O è fiducioso oppure teme che ci siano troppe resistenze? Molto fiducioso, e ritengo che oggi, e quello che sta avvenendo in altre parti del mondo, aiuti questa fiducia di avere gli Stati Uniti d'Europa. Dice, quello che accade di brutto dalle altre parti ci costringe a farlo. Beh, sì, in parte saremo costretti, ma cogliamo queste minacce come un'opportunità. Se c'è qualche scelta impopolare è sempre colpa dell'Europa, ma è così. Ma, allora, non è sempre colpa dell'Europa, è sicuramente anche colpa nostra italiana se mandiamo in Europa delle rappresentative politiche che sono deboli e non sono coese. Farci la guerra
ideologica su temi che sono di interesse reale di tutta la comunità fosse una guerra di retrovia. Ma lei è fiducioso su questo processo di unificazione politica dell'Europa e quanto tempo ci rimane prima che sia troppo tardi? Ma allora devo essere fiducioso, che se non ci si arriva effettivamente siamo destinati a scomparire. Siamo troppo piccoli singolarmente per poter giocare un ruolo. Già l'Europa stessa unita non è un colosso enorme, ma è sicuramente più grosso. Quanto tempo? Sempre troppo. Senta, l'Italia ancora può giocare un ruolo importante, perché ultimamente sembra essere uscita un pochino fuori dal quadro, è stata sostituita quasi dalla Polonia, oramai con Francia e Germania. È stata un po' ondivoga, però credo che l'Italia comunque, paese fondatore e comunque buona potenza economica, deve giocare un ruolo. Dunque, come avete sentito, il tema è molto ampio, anche molto stimolante e sicuramente dovrà essere affrontato nei prossimi anni. Come raggiungere questo rafforzamento dell'Unione Europea? Beh, qui sostanzialmente si è tutti d'accordo sul fatto che lo si può raggiungere ricominciando con chi ci sta, è stato detto in maniera molto gergale, vale a dire con quegli stati che sono disponibili a rafforzare il legame politico tra di loro e poi mano a mano naturalmente estenderlo a tutti gli altri che vorranno fare parte di questa nuova Unione Europea. Sarebbe una Unione Europea a due velocità? Sì, certamente, ma d'altro canto è stato detto anche questa Unione Europea a due velocità esiste già, perché l'euro in questo momento è una moneta che è stata adottata solo da una parte, seppur maggioritaria, degli stati che aderiscono all'Unione Europea. Con questo per ora direi che da Venezia è tutto. Con Francesca Pezzo restituiamo la linea allo studio. Grazie Filippo, a te Francesca, per tutte queste riflessioni, per questi spunti di attualità che sono emersi appunto questa mattina da San Giorgio. Noi ritorniamo a un fenomeno che ormai non è più, ed è assodato, un fenomeno solo nelle zone montane o di alta montagna, i lupi a Marostica. Ancora lupi a Marostica, ancora paura ai piedi dell'altopiano dei 7 comuni, dove ormai i selvatici sono presenti con almeno 2 branchi. Uno di questi è molto attivo sulle colline marosticensi, dove spesso vengono predate pecore e caprette, ma ogni tanto sparisce anche qualche cane, qualche gatto che diventa il pranzo dei predatori. Qualche ora fa la titolare di un locale di Valle San Floriano è uscita in strada per tornare a casa alla fine del turno e si è trovata di fronte addirittura 5 lupi che camminavano in fila vicino all'edificio. La donna è rimasta paralizzata dal terrore e non è riuscita a scattare una foto agli animali, che se ne sono andati senza dimostrare alcuna paura. Della vicenda è stato informato anche il sindaco Matteo Mozzo, che da mesi invoca un cambiamento nella normativa per poter gestire in modo efficace una situazione che sta spaventando molti residenti e il tessuto turistico e commerciale di tutta la zona. Rimaniamo nel Bassanese, a Bassano, per parlare di degrado e sicurezza. La fontanella del parco di Via Trentino in quartiere Rondobrenta a Tre Ponti è stata ripristinata in un paio di giorni, ne avevamo parlato proprio alcuni giorni fa. Bentrovati da Bassano del Grappa con la presidente del quartiere Nunzia Attianese. Insomma, partiamo intanto da questa buona notizia. Assolutamente sì, c'è stato un intervento tempestivo e con segnalazione, sono intervenuti subito e hanno sistemato il tutto, chi di dovere, oltre ad aver tagliato anche i rami in modo da far vedere il cartello. L'altro giorno si è parlato anche alcuni residenti e passanti, insomma, hanno parlato di situazione di degrado, di difficoltà per questo episodio che riguardava la Fontana e altri precedenti. Lei come risponde? Io penso che nel nostro quartiere sì. È vero, non giustifico il fatto che abbiano rotto una fontana, però molto probabilmente è stata una bravata di ragazzini che in questo momento, avendo finito la scuola, non sanno cosa fare. Però ci tengo a dire che degrado e
microcriminalità, come era stato riferito, non ce ne sono di casi, anzi ci terrei a dire che penso sia uno dei quartieri in cui si mette più in gioco. Noi come comitato abbiamo aderito a diversi progetti, quale la Convenzione del Verde, quindi ce ne occupiamo in prima persona, abbiamo aderito a Ci sto a fare fatica, siamo in continua collaborazione col Comune per altri progetti e per eventuali problemi. Io penso che il problema principale sia quello dei residenti, cioè devono avere il coraggio di mettersi in gioco, di aiutare i volontari, perché noi ci siamo sempre, però la differenza la fanno anche loro. Ecco, allora dovesse capitare qualche altro episodio, qui ripeto più volte siamo stati a documentare alcune situazioni diciamo di piccolo disordine, lei che invito fa? Io inviterei in prima persona magari a riferirsi a noi del comitato, perché io comunque magari non sono perennemente presente per altri impegni, però mi adopero subito, io come gli altri volontari, noi ci siamo e sistemiamo sempre tutte le situazioni che troviamo magari che non siano ad hoc, però oltre al fatto che chi ha piacere noi lo aspettiamo, se ci aiuta più siamo, facciamo la differenza. Questo tra l'altro è un quartiere con 2 parchi, c'è questo di Via Trentino e c'è quello vicino alla scuola. E in realtà sono 3, perché abbiamo anche il parco, quello gigante della Metalba, quindi realmente noi ne abbiamo tanto da tagliare, da pulire, da sistemare, quindi noi ci impegniamo tanto per questo. A questi ragazzini che magari fanno qualche bravata, lei cosa dice anche da mamma? Allora, da mamma dico che non è il caso, piuttosto venite a chiederci, noi vi troviamo lavoro da fare. Peraltro cosa posso dire? Aderite a Ci sto a far fatica, che magari facendo un po' di fatica capite che non è il caso di distruggere le cose altrui. Grazie a Nunzia Tianese, presidente del quartiere Rondobrenta Tre Ponti, Alessandro Costacuta la parte tecnica, da Bassano del Grappa è tutto, a voi la linea. Grazie Mirko Cavallina. Ora la politica, tra l'altro in studio mi ha raggiunto un esponente di Fratelli d'Italia, Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave e presidente del consorzio di bonifica Piave. Tra l'altro poi faremo anche il punto del maltempo e dell'estate che si profila, perché insomma è importante rimanere poi sui temi dell'attualità, però appunto ci sono i temi della politica e sono tantissimi. La nostra Francesca Bozza, che avete visto poco fa a Vedelago per il Festival delle Buone Notizie, dove è arrivato un messaggio anche della principessa Kate Middleton, la nostra Francesca Bozza è riuscita a intercettare l'assessore regionale leghista Roberto Marcato, che come sapete non le manda mai a dire, ed è ritornato sulla questione del terzo mandato, non solo il terzo mandato del presidente Zaia, che sarebbe il quarto, ma anche il terzo mandato per gli assessori regionali. Francesca Bozza con Roberto Marcato. Riaccende il dibattito politico, l'apertura a livello nazionale di Fratelli d'Italia sul terzo mandato per i governatori. Insieme a noi l'assessore Roberto Marcato, che accoglie come questa apertura, come va letta? Non lo so, perché la politica spesso e volentieri è molto difficile da leggere, si dice una cosa in realtà per dirne un'altra, non lo so, io sono abituato a commentare i fatti. Però per adesso non c'è ancora un fatto. Dopodiché mi permetto di dire che se il tema del limite dei mandati è un tema valoriale, ideologico, per cui è profondamente sbagliato mettere un limite ai mandati, allora abbiamo un'occasione straordinaria. Siamo l'unica regione che ha il mandato, i 2 mandati blocco per gli assessori. Una legge fatta e voluta da noi in un momento evidentemente di estraneità dell'intelligenza. Allora partiamo da questo, ci mettiamo 10 minuti, togliamo il limite agli assessori, intanto iniziamo se è vero che è solo un tema di limite, dopo se sono altre cose allora non lo so, ma se è solo un tema di civiltà, togliamo il limite ai mandati agli assessori in Regione Veneto. Per quanto riguarda invece i governatori, qualcuno vede questa apertura come un compromesso, diamo qualcosa alla Lega per Veneto, Friuli Venezia Giulia in cambio della Lombardia. Ma sa, io da Veneto mi interesso evidentemente al Veneto, l'ho sempre detto, per me ci deve essere continuità, abbiamo dimostrato di saper governare questa regione come nessun altro, siamo in grado di continuare a governare con questa eccellenza,
Per cui se fosse anche che danno il terzo mandato, il quarto mandato al Presidente Zaia e continuiamo noi e ci rimette la Lombardia, insomma io da Veneto penso al Veneto. Insomma i lombardi hanno anche troppo interferito negli anni in Veneto, pensiamo ai veneti. Salvini dice c'è tempo per discutere fino all'autunno. Fratelli d'Italia dalla sua dice si apre solo al dialogo, cioè c'è un po' di interlocuzione ancora. Ma insomma io credo che i veneti meritino di avere qualche notizia certa, insomma siamo a giugno, dovremmo andare al voto a novembre, insomma immaginare che si vada dopo l'estate per le decisioni lo trovo poco rispettoso nei confronti dei veneti. Si trovino le segreterie regionali, perché in casa nostra comandiamo noi altri, decidano a chi spetta e si parta con una campagna elettorale che possa raccontare e dire ai veneti quali sono le nostre idee per il Veneto dei prossimi 5, 10, 20, 100.000 anni, perché ci sono dei temi che stanno particolarmente a cuore ai veneti che superano anche l'interesse su chi sarà o meno il Presidente della Regione. Quindi insomma dateci la possibilità in maniera chiara, netta e onesta di dire ai veneti qual è il nostro programma. Lei ci spera in questo terzo mandato? Insomma la speranza, io sono sempre stato contrario ai limiti perché trovo che una democrazia matura abbia comunque i contrappesi per non finire nel cesarismo o nei sistemi totalitari, per cui non capisco per quale motivo se un paese vuole quel sindaco per 100 anni si tenga quel sindaco per 100 anni, a me non piace, ma decidono i cittadini, così deve essere per tutti i livelli istituzionali, per cui io abolirei i limiti ai mandati proprio per questo. Dopodiché, ma se uno ruba, se uno è un lazzarone, lo è dopo 24 ore che è stato eletto, non è che deve aspettare 10 anni per prendere una tangente. L'abbiamo visto, uno prende una tangente anche dopo 10 minuti che è stato eletto. Dunque il messaggio dell'assessore Marcato è chiaro, i veneti hanno bisogno di risposte celeri, non si può aspettare ancora. Grazie all'assessore Roberto Marcato. Nicola Fantuzzi, ve l'ho già presentato, Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, presidente del consorzio di bonifica Piave, ma anche esponente di primo piano di Fratelli d'Italia. A questo punto quanto c'è da aspettare per avere un candidato presidente del centrodestra e soprattutto come vanno interpretate queste aperture di esponenti di Fratelli d'Italia nei confronti del terzo mandato per Zaia? Intanto buongiorno a tutti i telespettatori, preciso presidente della consulta dei sindaci del consorzio di bonifica, non voglio togliere il ruolo al buon presidente Amedeo Gerolimetto. Comunque fatta questa parentesi, l'apertura che è stata fatta in questi giorni penso che sia legata, come è stato detto anche dal coordinatore regionale De Carlo, a un dialogo che è normale che ci sia a livello di maggioranza, a livello di partiti che governano oggi insieme in coalizione e che hanno e stanno governando anche una regione come quella del Veneto. Penso che il dialogo sia giusto tenerlo, come penso anche che a livello di inizio estate dovremmo, e spero che arriveremo un po' alla chiusura di questa dinamica, però chiaramente sappiamo che i tempi della politica non sono sempre i tempi che ci aspettiamo, stanno sicuramente facendo i loro ragionamenti e le loro cose nell'interesse dei cittadini. Vorrei anche però sottolineare il fatto che a differenza di quanto appunto magari dice Marcato, la democrazia si fonda anche proprio su quello che è il rispetto delle regole del gioco. Oggi le regole del gioco esprimono delle situazioni chiare, ci sono dei limiti di mandati, ci sono delle situazioni che appunto sono anche state messe e volute da chi oggi governa la regione. Andare ogni volta a dover rimettere in discussione le regole del gioco secondo me è anche un po', e richiamando la democrazia, perché così decide il popolo. Ma quindi la legge sarà rivista, sì o no? Cioè alla fine cosa farà Fratelli d'Italia se il nodo arriverà in Parlamento? Allora sicuramente, adesso io non so a livello nazionale come vorranno gestire la questione, sicuramente se ci saranno delle opportunità dove il cittadino al centro avrà la priorità e sarà
deciso che quella strada è la migliore da percorrere, verrà decisa una modifica. Da considerare che non è comunque un elemento che era nelle previsioni di programma. Però potrebbero davvero riaprirsi i giochi, di questo stiamo parlando in queste ore. Così come stiamo parlando anche della Dunata Triveneta degli Alpini. Lucio Zanato è pronto da Conegliano, ma abbiamo 2 minuti davvero di pubblicità, poi andiamo a Conegliano per parlare di Adunata Triveneta e ovviamente Nicola Fantuzzi resta con noi. A fra poco. Di nuovo in diretta, continua il nostro racconto di questo sabato a Nord-Est. È rimasto con me in studio Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, presidente della consulta dei sindaci del consorzio di bonifica Piave, ma subito a Conegliano dal nostro Lucio Zanato, Conegliano che si sta mobilitando in vista della Dunata Triveneta. Lucio, a te la parola. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, siamo a Conegliano, come vedete dietro alle nostre spalle c'è il monumento per il 4 novembre, quindi per l'anniversario della vittoria, ma siamo qui perché qui sarà uno dei punti dove ci sarà, diciamo, uno dei tanti eventi che sono stati previsti per i 3 giorni del raduno del terzo raggruppamento, insomma in poche parole per la Dunata Triveneta degli Alpini. Però prima di parlare di questo e di una serie di notizie che poi possono sicuramente interessare tutti i nostri telespettatori di tipo logistico, vediamo un attimo le immagini che abbiamo registrato questa mattina, perché oggi, questa mattina alle 6, c'è stato uno degli eventi di avvicinamento appunto alla Triveneta ed è il concerto all'alba in una scenografia meravigliosa come quella delle colline del Felettano. Siamo vicino alla pieve di San Pietro di Feletto e c'è stato questo coro, il coro di Orsago, presidente Botteon, insomma è stata una bellissima esperienza. Voi l'avete tentata per la prima volta, grande successo perché oltre 300 persone alle 6 del mattino, alcuni già dalle 5 lì, insomma non capita tutti i giorni. No, veramente, buongiorno a tutti, veramente una bellissima esperienza. Eravamo un po' titubanti perché, come ripeto, è una cosa nuova che abbiamo messo in campo per questo centenario raduno triveneto, però ho visto come è andata questa mattina, il coro è stato veramente grande, un grande coro e l'afflusso di oltre 300 persone in quel scenario lì con l'antica pieve, la chiesa dell'antica pieve di San Pietro e Feletto, e il posto che è un teatro all'aperto è stato veramente emozionante, e una cosa super che non ci aspettavamo, siamo veramente soddisfatti. Ma se l'aspettava che il pubblico cantasse Signore delle Cime? No, però averlo era da brividi. Era da brividi, se lo hanno cantato vuol dire che la cosa è piaciuta e hanno risposto con i nostri valori e li ringrazio perché sono stati dalla nostra parte e quello che noi abbiamo fatto è piaciuto e ci fa veramente piacere. Ecco, di questo naturalmente noi questa sera nel telegiornale faremo vedere un ampio servizio non solo con Signore delle Cime ma con molti altri brani che devo dire erano particolari. Mi è piaciuto particolarmente un brano dedicato alla pace dove si dice di mettere dei maccheroni nei cannoni, ma ne parleremo magari questa sera. Invece con Alessandro Cenedese parliamo di logistica, perché questo collegamento serve a quanti sono a casa e si stanno programmando per la settimana prossima per dire venite pure a Conegliano perché comunque qui spazio ce n'è per le macchine, per i pullman, per le tende, anche per venire all'ultimo momento. Sì, intanto siamo un po' tesi perché siamo agli ultimi giorni, ormai manca poco, comunque abbiamo un grande parcheggio e ne approfitto per ringraziare Roberto Grigolin che ci ha concesso questo grande parcheggio. Che è quello dell'ex Zanussi. Tra l'altro in collegamento con il sottopasso si può arrivare direttamente praticamente al Biscione e di conseguenza alla sfilata proprio a piedi, sono 2 minuti proprio. 2 minuti proprio perché una volta quando si arriva alla fine sfilata e scioglimento facendo sottopasso sei già sul parcheggio dei pullman. Lì avremo spazio per oltre 200 pullman, abbiamo spazio per più di 300 camper, posti già predestinati, e pulmini e macchine e quant'altro. In più abbiamo anche scalo ferroviario che ricordo nel 2015 abbiamo parcheggiato oltre 90 pullman, perciò anche quello è
un grosso parcheggio, pertanto arrivate a Conegliano che parcheggio ce n'è. Ci sarà come viabilità una direzione unica, diciamo, arrivando dall'autostrada, un percorso con tutto tabellato che indica per arrivare a questo percorso, con tutti i nostri alpini sugli incroci, sulle rotonde che vi indicheranno per dove girare, e arriverete direttamente dentro il parcheggio, insomma. Ecco, quindi la logistica c'è ed è precisa, come naturalmente gli alpini sanno fare. Questa è intanto l'altra informazione. L'altra informazione invece la catturiamo da Simone Ageo, perché voi avete fatto uno studio e abbiamo scoperto, pensa Christian, che Conegliano con Belluno sono stati quelli che hanno fondato di fatto le adunate trivenete, cioè la prima è nata qua. Sì, è uno studio una ricerca che ha fatto il nostro tesoriere Claudio Lorenzetti. Appunto abbiamo scoperto che la prima è partita proprio qui a Conegliano, questa che andremo a fare la 10ª, quindi un anniversario nell'anniversario, perché 100 anni di storia della nostra sezione, 10º raduno triveneto, è per noi un grande orgoglio ospitare ancora in questa città questo grande evento. Ecco, voi vi siete spulciati tutte le riviste, tutte le fiamme verdi, l'unica cosa che non si è ancora capito è quante, cioè non c'è un numero delle adunate trivenete. No, perché quando abbiamo cominciato a fare la adunata triveneta non è stato tenuto il conto, noi siamo risaliti solo alle nostre praticamente, la prima appunto era la nostra e ne abbiamo fatte già 9 con quella del 2015 e questa appunto sarà la 10ª, quindi ripeto, un grande orgoglio avere nella città del Cima questo raduno e aspettiamo tutti gli alpini che ci vengano a trovare, perché sarà una grande festa per tutti. Ecco, dopo 10 eventi adesso andiamo da un altro alpino, anzi scusi, ufficiale tra l'altro poi di Aosta, quindi alpino. Floriano Zambon, lei è stato il sindaco di ben 2 adunate, e quindi 2005-2015, qualche consiglio per chi vuole venire a viverla questa adunata? Beh, allora diciamo che è stato un crescendo 2005-2015, è stata una grande adunata, lo sarà anche ovviamente quella di quest'anno. Se posso dare un consiglio è quello di viverla a pieno, e quindi se è possibile partecipare alle attività del sabato, vivere soprattutto la notte del sabato sulla domenica, e poi la sfilata, che quest'anno peraltro seguirà un percorso che è molto interessante e anche poco impattante rispetto alla viabilità. Credo che chi ha vissuto soprattutto il 2015 la notte, il concerto delle fanfare e soprattutto l'inno nazionale a mezzanotte sulla gradinata degli Alpini sia stata proprio l'apoteosi, sia stata proprio il massimo che si poteva vivere. Io ho l'impressione che quest'anno sarà un'adunata di particolare richiamo, anche perché l'adunata nazionale si è tenuta distante, si è tenuta a Biella, e quindi sono convinto che Conegliano non tradirà nemmeno dal punto di vista organizzativo, perché abbiamo sentito che effettivamente dal punto di vista organizzativo, anche sull'esperienza già maturata le volte precedenti, sicuramente c'è una organizzazione che è già oliata e che darà sicuramente un ottimo risultato. Lei ha già sentito qualche collega ufficiale dalle parti del Friuli che ha detto a Biella non siamo andati, però a Conegliano non possiamo mancare? Beh, intanto noi abbiamo un mini raduno del corso, e questa è una bella cosa del nostro corso 108, però ecco, so che c'è anche tanta batte la stecca, io sono del 109. Ecco, vedi, ma ne abbiamo anche di più giovani, e quindi e cosa dire, sì, so che c'è parecchia gente. Alla Dunata di Biella abbiamo raccolto veramente una bella disponibilità, un sacco di gente che diceva dal pubblico ci vediamo a Conegliano, quindi io sono convinto che sarà veramente una 3 giorni bella da vivere per intero, da vivere completamente, apprezzando i valori che effettivamente si testimoniano in queste circostanze. Ecco, rispetto al 2015 sarà una cosa ancora più grande, perché tutti i cori che suoneranno, anzi canteranno nel corso della serata nelle varie chiese, nell'auditorium, insomma in giro per la città, ma anche proprio lungo le strade, si troveranno tutti alle 23:30 alla Scalinata degli Alpini per un gran finale che noi racconteremo per televisione, ma che sarà bene viverlo dal vivo, perché ovviamente il pathos è incredibile, insomma, sotto questo profilo. Però l'ultima parola noi la lasciamo a Massimo Battistuzzi, perché lui è cerimoniere, e quindi i consigli per chi invece la domenica deve sfilare, come ci si deve preparare e quant'altro, nel senso che, voglio dire, un alpino che dice vado a Conegliano però voglio esserci, voglio sfilare, come mi devo comportare?
Intanto buongiorno a tutti. Noi sulla falsariga dei tanti appuntamenti che abbiamo vissuto, non ultimo quello del 2015, abbiamo ipotizzato delle zone capienti per quasi 18-20 mila partecipanti, senza tener conto che oltre alla Duna del Triveneto avremo sicuramente tanti amici delle sezioni non del Triveneto, c'è gente che arriva dal Piemonte, dagli Abruzzi, quindi poi ci sono anche quelli che gli amici delle altre associazioni combattistiche d'arma che ci faranno compagnia, che verranno a salutarci. La zona è capiente, la zona nord di Conegliano è molto larga, ci staremo tutti molto comodi. Quella dell'ammassamento? Quella dell'ammassamento, abbiamo già suddivisa per quanto riguarda i settori di competenza tra il Trentino Alto Adige, tutte le sezioni del Friuli e quelle del Veneto. Il percorso sarà poi molto lineare, vivete l'ammassamento in maniera fattiva perché abbiamo cercato di darvi anche un supporto anche logistico con le nostre attività economiche che ci sono lì, quindi sicuramente non ci sarà poi tanta strada da fare e il tutto è molto concentrato. Lucio, grazie davvero. Gli alpini sanno già come funziona, quindi non va insegnato nulla, però la zona di ammassamento è quella secondo me da vivere di più. Ecco, tante altre cose ve le raccontiamo nel telegiornale di questa sera, compreso gli altri eventi che vi racconteremo e seguiremo come emittenti di Media Nord-Est. A te la linea. Grazie davvero Lucio Zanato. Sindaco Fantuzzi, lei sarà presente, immagino anche gli alpini di San Polo. Certo, saremo presenti con il nostro gruppo. Tra l'altro, ecco, io un mese fa ero a Biella anche per la Dunata nazionale, devo dire anche con orgoglio la partecipazione di amministratori e sindaci del nostro territorio appunto a fianco agli alpini è davvero importante. Eravamo una delle delegazioni più numerose come sindaci e amministratori anche in Piemonte, quindi sicuramente in questa di Conegliano saremo in tanti. Dobbiamo essere vicini ai nostri alpini che tanto fanno per le nostre comunità. Io li ringrazio fin da ora per tutto quello che fanno e per tutte le ore che mettono a disposizione nelle nostre comunità. Sarà sicuramente una Conegliano ricca di storia ma anche di vita nel prossimo weekend. Senta, prevengo già quella che sarà la richiesta che arriverà dalla Dunata, da questa Dunata Triveneto, ovvero l'istituzione di una mininaia, qualcosa che ci assomigli. Lei è favorevole, contrario, cosa ne pensa di queste iniziative e di queste proposte che ritornano periodicamente? Sì. Sicuramente lo spirito educativo che la NAIA ha trasmesso a tante generazioni in un certo senso farebbe comodo ai giorni d'oggi. Non dobbiamo dimenticare il contesto sociale appunto che ci troviamo a vivere oggi. Sicuramente avere un luogo di formazione e di educazione anche per i nostri giovani non è sicuramente qualcosa di sbagliato. Chiaro, è da pensare alle modalità, non può essere riproposto quello che era un tempo, però secondo me è un qualcosa che possa richiamare e che possa soprattutto dare quella sensazione un po' ai nostri giovani di appartenenza e soprattutto di educazione e rispetto, penso che possa essere una soluzione positiva. Allora Sindaco, lei resta con me perché l'ultima parte di questa trasmissione la dedichiamo al maltempo degli ultimi giorni, ma soprattutto alle previsioni per l'estate, previsioni che non sono buone, almeno per gli operatori. Lei tra l'altro è anche imprenditore agricolo, sì, conosce molto bene la situazione, quindi fra poco facciamo il punto sul maltempo e sull'estate che verrà. Un minuto e ci siamo. Purtroppo ci troviamo di fronte all'ennesimo evento catastrofale. In questo momento siamo proprio di fronte a una devastazione. Qui avevamo un mais alto 2 metri, il vento e la grandine appunto con le dimensioni notevoli hanno spezzato le piante e hanno reso un raccolto diciamo quasi irrecuperabile. Gli effetti della violenta grandinata che si è abbattuta tra Pedemontana e Castellana sono tutti racchiusi in queste immagini. Interi campi di mais rasi al suolo, piegati dalla furia del vento e da chicchi di ghiaccio grandi come palline da tennis. Pochi minuti sono bastati a dimezzare i raccolti. Solo nei prossimi giorni si potrà fare una stima effettiva dei danni, capire se alcune piante potranno tornare a rifiorire o se sarà necessario riseminare. Dal Bassanese ad Altivole, Arcade e la zona sud di Montebelluna, circa 250 ettari coltivati pesantemente danneggiati. Mais, ma non solo.
Tra una settimana cominciava la trebbiatura dell'orzo e del frumento, lì abbiamo in questa zona appunto una perdita del 90% del raccolto perché il grano era maturo. In questo campo di mais invece siamo a metà della levata, il raccolto è per agosto-settembre, però già qui possiamo quantificare una perdita di oltre il 50%. Le perdite nella produzione dei seminativi ha ricadute anche sulla filiera zootecnica per l'alimentazione degli animali da carne e da latte. Mi sentivo anche prima con diverse stalle dove dicevano adesso che abbiamo appunto questi danni dobbiamo pensare per portare a casa qualcosa da mangiare per gli animali per il prossimo anno e dobbiamo pensare di riseminare e rifare ulteriormente le spese. Si è in tempo per farlo? Adesso in questo mese sì, sicuramente possiamo pensare che avremo una perdita sicuramente con una semina tardiva di un 10-15%. Non possiamo andare a sopperire la perdita che noi abbiamo con gli alimenti che vengono dall'estero. Il timore è che con l'estate alle porte questo possa essere solo il primo di altri eventi meteorologici estremi. E questi eventi climatici così devastanti non sono più limitati a zone ristrette, sono di ampia superficie. Quindi il problema di andare a reperire i prodotti diventa proprio che quando avvengono dobbiamo poi rifornirci all'estero, perché noi dobbiamo mettere in conto che adesso siamo solo i primi di giugno, abbiamo altri 2 mesi in cui si possono susseguire altri eventi del genere e potremo trovarci che effettivamente la provincia di Treviso potrebbe essere bersagliata nuovamente. Lo avete sentito, c'è preoccupazione tra gli imprenditori agricoli. È imprenditore agricolo il sindaco Nicola Fantuzzi. Che umore c'è? Abbiamo raccontato dell'esasperazione nella Marca occidentale, però appunto si preannuncia un'estate difficile. Sì, sicuramente non si può nascondere la preoccupazione ogni volta che il meteo prevede appunto delle situazioni temporalesche e magari anche i bollettini appunto della protezione civile indicano rischi di forti temporali e grandinate e purtroppo non si sa dove questi accadranno. È successo appunto l'altro giorno nella zona pedemontana, nella zona asolana soprattutto, Volpago eccetera. Io ho l'esperienza nel mio comune nel 2022, avevamo avuto una grossa grandinata proprio nel periodo di fine maggio che ha sostanzialmente compromesso in alcune zone il 95% del raccolto, in altre il 70% e più o meno aveva colpito 2/3 del territorio. Ecco, ci troviamo di fronte ad un meteo che ogni anno ci presenta queste situazioni. Dal punto di vista appunto delle coltivazioni agricole appunto, hai il pensiero, hai come dire, sempre la speranza che la cosa possa essere contenuta, purtroppo, e sono i dati che lo testimoniano, i danni che purtroppo le assicurazioni pagano anche alle aziende agricole sono triplicati negli ultimi anni. Quindi vuol dire che questi fenomeni sono sempre più spesso, accadono sempre più spesso e sempre più spesso colpiscono purtroppo le nostre coltivazioni. E sono aumentati immagino anche i premi proprio assicurativi, quindi sono costi che ricadono sulle aziende. Sì. Questo sulle aziende, senza dimenticare poi le auto stesse, addirittura il costo delle assicurazioni penso che lo possiamo vedere tutti quanti, cosa come sia lievitato, in alcuni casi qualcuno anche dopo un certo anno dell'auto non te la assicura neanche più, quindi sì, stiamo vivendo una situazione comunque dove questo cambiamento climatico e questa continua sostanzialmente paura, poi dobbiamo conviverci in sostanza con questa situazione, dobbiamo attuare tutte quelle che sono le tecniche per comunque cercare di contenere. Ecco, esatto. Lei Fantuzzi è presidente della consulta dei sindaci del consorzio di bonifica Piave. Da questo punto di vista che priorità vi siete dati? Perché sicuramente in quest'estate noi faremo, già lo immagino, no? Un giorno maltempo, dopo una settimana si parla di siccità, siamo sulle montagne russe, esatto. Quindi chiaramente bisogna adeguare gli strumenti. Esatto, la preoccupazione che dicevo prima dal punto di vista appunto di imprenditore agricolo
è doppia anche quando si tratta di essere amministratore, perché comunque gestire un territorio con bombe d'acqua improvvise che possono arrivarti è davvero complicato, è davvero preoccupante, e anche a livello di consorzio appunto stiamo anche dibattendo in questi giorni su quelle che sono le dinamiche, su quelli che sono gli interventi. C'è da dire una cosa sostanzialmente per mettere anche un po' di chiarezza, perché giustamente come i sindaci e i comuni sono i primi, no, a dover dare risposte ai propri cittadini, il consorzio di bonifica è un ente prossimo, no, al cittadino, e quindi anche a lui viene richiesto di essere pronto e di dare delle risposte. Il consorzio di bonifica ha sostanzialmente due grandi branchi di lavoro, no? Garantire l'approvvigionamento irriguo e quindi l'acqua alle coltivazioni agricole, e dall'altra parte, sull'altra parte di territorio, garantire la bonifica, quindi il fatto che le zone non vadano sott'acqua quando ci sono grossi eventi, diciamo, meteorologici. Si aggiunge la questione del dissesto idrogeologico e quindi della tenuta dei territori. Oggi quelle che sono le strutture che portano l'acqua nei campi sono diventate anche le strutture ricettive per gli eventi meteorici, e chiaramente questo va a cozzare perché tu hai canali che devono portare acqua per le coltivazioni e si trovano a essere riempiti dalle bombe d'acqua e chiaramente non hanno quel tipo di funzione, no? E quindi cosa si può fare? E quindi ecco che entra qui il nuovo modo di pensare che ci deve essere, su cui ci stiamo lavorando, che però non può avere una risposta tra virgolette in breve, è una risposta da dare nel medio periodo. Sostanzialmente bisogna adeguare le reti con bacini probabilmente di espansione anche per le reti irrigue, tali da poter consentire che queste facciano il doppio effetto, sia il trasporto dell'acqua per le coltivazioni agricole, quindi garantire nei momenti di siccità, perché può sempre succedere che ci siano dei periodi lunghi dove non ci sono precipitazioni e le coltivazioni hanno bisogno di acqua, dall'altra parte però anche essere funzionali nel momento in cui ci sono le bombe d'acqua. Però questo è un lavoro che deve essere fatto di sinergia, amministrazioni locali, quindi comuni, consorzio di bonifica, regione con il genio civile, perché chiaramente non tutti i corpi idrici sono poi di competenza del consorzio di bonifica, quindi c'è anche la componente genio civile. Mi viene solo da dire Piave, Monticano, Livenza, no? Bacini comunque di competenza del genio, dove tra l'altro anche sono appena stati finanziati degli interventi importanti sotto questo punto di vista. Ma non ci sono troppe competenze, troppi enti gestori? Sicuramente è un problema questo di spacchettamento, no, di competenze. Una delle azioni che comunque ha fatto il governo da subito dopo che si è insediato è stato quello di creare la cabina di regia per quanto riguarda la problematica, era legata alla siccità, però poi si è trasformata anche in una problematica non solo di siccità ma anche di troppa acqua. È una cabina di regia che appunto mette tutti gli attori attorno al tavolo per cercare le sinergie necessarie a dare una tranquillità e una sicurezza ai cittadini e a trovare delle soluzioni che possano essere permanenti. Ma il sistema funziona nella Marca trevigiana o potrebbe funzionare meglio? Sicuramente diciamo funziona, perché il rapporto tra i vari enti è comunque un ottimo rapporto, sia diciamo con chi gestisce le dighe nelle zone montane, sia appunto il genio civile, il consorzio di bonifica. C'è grande collaborazione, se non ci fosse questa sarebbe davvero un problema, però ripeto, per trovare le soluzioni c'è bisogno appunto di un lavoro di sinergia. Ultimo nodo che le chiedo di affrontare in un minuto, poi siamo in chiusura, sì. Quello delle risorse. Ce ne sono a sufficienza? Perché qua servono tante risorse per fare tutto quello che si deve fare. Allora, leggevo prima dei dati proprio sintetici, in Italia spendiamo circa 3 miliardi all'anno per eventi catastrofali, quindi eventi che capitano e quindi soldi che il governo mette a disposizione per la gestione. Ce ne vorrebbero 9 per fare un'azione di prevenzione, 9 miliardi all'anno per poter avere una prevenzione di territori. Ecco, questa è secondo me la linea. Risorse non ce ne sono mai abbastanza, è inutile che ce lo giriamo attorno, però ritengo che la questione territoriale e di dissesto idrogeologico oggi sia una delle priorità, sia per gli enti locali, quindi i comuni, ma anche a livello nazionale, quindi penso che queste risorse possano arrivare. Lei è fiducioso? Sì. Allora io la ringrazio.
staremo collegati per tutta l'estate. Ci siamo e chiaramente speriamo di non dover commentare assolutamente, eventi ci aggiorneremo man catastrofali. mano. Quindi grazie a Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, presidente della consulta dei sindaci del consorzio di bonifica Piave. Grazie ancora sindaco. Grazie, Cristian. Noi siamo alle battute conclusive. Ringrazio dalla regia Francesco Cerone, Alessandro Granziera. Solo il tempo di ricordarvi che subito dopo la sigla c'è il meteo, poi l'appuntamento con la rubrica Cook Academy e poi il film Ben-Hur, non la versione classica ma quella del 2010, insomma un pomeriggio da non perdere sempre su Antena 3. Noi rientriamo in diretta con l'informazione alle 18:30. Grazie davvero per l'attenzione, buona giornata.